Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano, siamo su F1 2013, ragazzi, disastro in qualifica, incidente, ho provato a fare solo un giro per tenere le gomme, questo è il risultato, 22esimo posto, chiaramente ho fatto tutte le cose reali, quindi senza riavvii, robe così, e niente, è andata male, qua arrivano messaggi, devo fare una rimonta incredibile, ma proprio il Bahrain, una gara sfavorevole, dopo due gare strepitose, un quinto posto buono in Cina, ma adesso veramente devono farci un culo così per recuperare. Rosberg pole position, secondo Sebastiano, terzo Gigione. Dai ragazzi, andiamo. Ragazzi, momento difficile veramente, il primo momento difficile comendiano di questa stagione. Ultima posizione comendiana. Lo so. Vai Kume, voliamo. Vola. Partenza di merda, Chilton mi ha bloccato. Bravo, come sono entrato bene, ma siamo ancora 14esimi. Dai, come devi tirare al massimo come un pazzoide scatenato. C'è sottile Maldonado. Wow. Nono posto comendiano, nono posto. Ma vaffanculo che Gran Premio del Bahrain. Andavo meglio una volta in Bahrain però, Bravo, come un altro sorpasso degno di nota. Dai, come devi tirare al massimo sta cazzo di macchina. Alfonsino al settimo posto. Vettel sempre tra i primi tre, incredibile il bibitaro da merda. Gran sorpasso su Alfonso. Sorpasso veramente positivo. C'è Giampaolone Perez, ragazzi. Giampaolone Perez, perché lui è Giampaolone. Sarà dura migliorare il settimo posto in sta gara, purtroppo. Primo giro completato in quel del Shakir. Ciao Perez. Guardate il serpentone dietro a Perez, ragazzi, mamma mia. Veramente un trenino incredibile, bagarre mondiale. C'era Icone davanti, ma sarà quasi impossibile prenderlo purtroppo. Dai, come devi spingere di più per provarci almeno. Almeno proviamoci, cazzo. Come in Cina, dietro Perez, davanti stiamo prendendo contatto. Due gare veramente dovevamo difenderci, poi però c'è Catalogna, Monte Carlo, Montreal, gare più favorevoli, quindi alla fine il mondiale è ancora tutto da decidere, ragazzi, siamo ancora alle prime gare. No. Attenzione, fate parte della stessa scuderia. Non ci credo, Perez mi ha superato in maniera ignobile. Mamma mia, che rischio per il Commendone, che rischio. Addirittura ottavo posto. Attenzione anche di festa. Di festa. Disastro McLaren però. Disastro McLaren, no.
Vaffanculo anche il Bahrain, porca mignotta. Grosjean prova a superare di festa. Anche il Grosjean tenta. Attenzione, no! Porca puttana. Precede Sergio. Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Porca puttana, stiamo soffrendo troppo però, No, 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 non fare cagate. Occhio. No, cazzo, no, 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 frena! Ma porca puttana. L'alettone anteriore si è staccato. Ma Se ce la fai, Dio torna in box, Cristo. lo sostituiremo. La gomma che è partita, non ci credo. Hai bucato la gomma anteriore destra, rientra subito ai box. Pazzesco, pazzesco ragazzi, pazzesco. Per fare il sorpasso cappellato in maniera ignobile. C'è sempre una prima volta ragazzi, c'è sempre una prima volta. Purtroppo ritiro Comendiano. Sinceramente è impossibile recuperare con la gomma finita il coso, andare ai box al terzo giro, pazzesco. Guarda, vai a fare in culo Comenda, vaffanculo. Primo ritiro della carriera comendiana. È così ragazzi, ma io non voglio riavviare, non me ne frega niente. Ed è andata così. È andata così ragazzi. Primo ritiro comendiano in carriera. Non ho parole. Questo è un brutto ritiro. Uno solo ritiro fatalita. Vince Rosberg, meno male che Vettel il terzo. Siamo al terzo posto in classifica a 16 punti da Sebastiano. Vabbè. Siamo terzi nella costruttore a 37 punti. Veramente un colpo al cuore sto ritiro, però d'altronde per risorpassarlo ho fatto un errore, non ho più tenuto la macchina, è andata così. Ma che cazzata ho fatto, Dio santissimo benedetto del Signor. Vittoria memorabile, a cagare. Ragazzi, c'è sempre una prima volta ed è arrivato il ritiro. Nuvoloso Catalogna. Non ho parole, non ho parole. Prossima gara ragazzi, Spagna, Monte Carlo e Canada. 3 gare che possiamo assolutamente fare ottimi risultati. Purtroppo è arrivato il primo ritiro della carriera. Ci può stare, secondo me dopo 22 gare ci sta anche il ritiro. E niente ragazzi, adesso speriamo bene per la prossima gara. L'obiettivo comunque è fare tanti punti e almeno su 2 podi su 3 tra Spagna, Monte Carlo e Canada. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.